Andiamo adesso in casa NCD, Nuovo Centrodestra. Lo faccio leggendovi 2 righe che mi sono piaciute, sarà che sono proprio autonomista irriducibile. La Regione Lombardia chiede di avere l'autonomia fiscale e finanziaria che merita, tale da poter continuare a veleggiare al di sopra del rating dello Stato. Siamo nel 2011, le tempeste dello spread, ve le ricordate tutti. A parlare così era l'allora governatore della Lombardia, presidente della giunta lombarda Formigoni. Da allora, senatore Formigoni, cosa è cambiato? E da allora il suo atteggiamento come è mutato nei confronti di un'autonomia fiscale? E a questo punto la stessa domanda rivolta agli altri: come NCD si comporterà in commissione e in consiglio? Innanzitutto buonasera a tutti voi, grazie dell'invito. Risponderò senza infingimenti alla domanda che mi è stata fatta. Ovviamente sottoscrivo ancora parola per parola quello che dichiarai nel 2011 e quello che avevo dichiarato prima. Farò un brevissimo excursus. Mi sembra che siano cambiate di molto le condizioni complessive dell'Italia e del mondo nelle quali ci troviamo ad agire, e quindi il mio ragionamento tende a dire che quegli obiettivi io continuo a condividerli, credo che siano assolutamente giustificati. Gli obiettivi di una Lombardia che ha dimostrato di meritare attraverso i suoi cittadini, anche attraverso le sue amministrazioni, quella regionale ma anche quelle di tantissimi enti locali, di avere più autonomia. Quindi quelle rivendicazioni continuo a ritenerle assolutamente giuste. Ritengo che il dibattito di questa sera e ancor più il gruppo di lavoro che è stato aperto in Regione Lombardia abbia lo scopo intelligente di cercare di capire quali siano gli strumenti migliori, visto le condizioni del mondo in cui ci troviamo ad agire, per raggiungere quell'obiettivo. Vi ho detto un brevissimo excursus storico per cercare di capire dai tentativi che abbiamo messo in atto come lombardi nel corso di questi anni, perché ci sono almeno 2 precedenti. Il primo precedente, pensate, risale addirittura all'anno 2000, perché il 15 settembre dell'anno 2000 il Consiglio regionale di allora votò a maggioranza una delibera con cui dava indicazione al Presidente della Giunta regionale di indire un referendum consultivo tra i cittadini lombardi per chiedere allo Stato il trasferimento di 3 materie: tutte le competenze in materia sanitaria, tutte le competenze in materia di istruzione e le competenze in materia di polizia locale. Allora il dibattito sul federalismo e sulle autonomie si era concentrato su queste 3 materie giustamente ritenute fondamentali: la sanità, l'istruzione e il potere di controllo attraverso le polizie locali, il potere di ordinamento del territorio. Fedele a quel mandato, il 28 febbraio successivo, 28 febbraio dell'anno 2001, io indissi il referendum e lì cominciò un lunghissimo braccio di ferro con il governo nazionale, che allora era presieduto da Giuliano Amato, che anche allora era presieduto da Giuliano Amato. Non lo dico per incitare nessuna espressione di dissenso o di consenso, ma appunto per cercare di capire perché. Il governo impugnò questo nostro referendum davanti alla Corte Costituzionale, la motivazione molto tecnica e conflitto di attribuzione. Io invece io sostenuto dalla mia maggioranza di allora, aprì un negoziato col governo. Con che obiettivo? Con l'obiettivo di far tenere questo referendum consultivo nello stesso giorno delle elezioni politiche che si sarebbero tenute nel mese di maggio. Questo con il duplice obiettivo: primo, di risparmiare dei soldi, perché tenere il referendum lombardo nello stesso giorno delle elezioni politiche ci permetteva di risparmiare tutte le spese di organizzazione dei seggi. L'unica spesa supplementare era stampare le schede ed eventualmente pagare qualche mezz'ora in più agli scrutatori che dovevano vedere una scheda in più. Secondo obiettivo era poter usufruire anche dell'autorevolezza dello Stato, oltre che di quella della Regione, per tenere un referendum secondo tutti i crismi. In realtà a un certo punto il governo troncò questa discussione che avevamo in corso e disse di no, invocò l'assenza
di una legge di coordinamento a livello nazionale e poi B, che noi tenessimo il referendum. La Corte Costituzionale di lì a qualche mese dichiarò estinto, annullando l'intero processo referendario. Questo dimostrava, la lezione che ne ricavammo, che ne ricavai, che vale tutt'oggi, era che il governo nazionale non intendeva dar seguito alla rivendicazione di una regione, e di che regione? Della prima regione d'Italia, per numero di abitanti e per PIL, di avere più autonomia. Noi non demordemmo, tant'è vero che successivamente facemmo il secondo tentativo che ha ricordato il consigliere dei 5 Stelle, lo ringrazio per questo ricordo, nel 2006, questa volta con una votazione a larga maggioranza, ha ragione il collega Alfieri, ci fu soltanto un voto contrario in Consiglio regionale, quindi una preparazione bipartisan, si diceva allora. La maggioranza di centrodestra nostra e una vasta parte dell'opposizione di centrosinistra mi incaricarono di aprire, questa volta non un referendum, ma un negoziato con il governo nazionale per ottenere, ai sensi della Costituzione, il federalismo differenziato. Noi chiedemmo al governo, allora presieduto da Prodi, di avere ulteriori competenze in 12 materie. Alla sanità, all'istruzione, alla polizia locale dell'anno 2000 aggiungemmo la cultura, aggiungemmo l'ambiente, aggiungemmo i giudici di pace e altre materie. E aprimmo una trattativa pienissimamente costituzionale, perché nel frattempo la Costituzione era cambiata e aveva stabilito che le regioni potevano fare richiesta di avere più competenze attraverso un negoziato con il governo nazionale, e se fosse seguito un voto conforme a quel negoziato del Parlamento, le regioni avrebbero avuto queste competenze in più. Noi arrivavamo alla trattativa forti, una volta di più, di quello che erano e sono i lombardi e di quello che erano e sono le amministrazioni regionali, perché al di fuori della propaganda la regione Lombardia presentava già allora dei numeri indiscutibili. Eravamo l'unica regione ad avere i conti perfettamente in pareggio, l'unica regione che dall'anno 2001 chiudeva i conti sanitari senza una lira di disavanzo, eravamo la regione che rispettava o avrebbe comunque rispettato il patto di stabilità anche a livello dei comuni, e in effetti il governo aprì il negoziato. Io mi incontrai con Prodi, poi una delegazione di ministri cominciò a lavorare con una delegazione di nostri assessori, ma le cose andarono per il lungo, il governo Prodi cadde, la trattativa fu finita. Per amore di verità vi devo anche dire che la stessa richiesta io reiterai nell'anno 2009 al governo successivo al governo Prodi, il governo Berlusconi, il quale tergiversò, non mi diede risposte e alla fine non volle aprire il negoziato con la nostra regione, anche facendo ricorso alla motivazione che non mi parve convincente, che nel frattempo era stato iniziato un cammino verso il federalismo fiscale e verso quelli che sarebbero stati i costi standard. Cammino verso il federalismo fiscale che a mio avviso si concluse in maniera del tutto insoddisfacente, cammino verso i costi standard che ha portato ad una definizione importante introdotta 3 mesi fa in Costituzione al Senato, anche su mia iniziativa, con il cambiamento della Costituzione quando abbiamo cambiato il Senato, ma che fino adesso non ha trovato nessuna applicazione. Tant'è vero che tutti i governatori, a partire da Maroni, ma anche tutti i suoi colleghi d'Italia, almeno quelli che amministrano regioni che sono virtuose o pretendono di essere virtuose, si lamentano giustamente che i tagli inflitti alle regioni e ai comuni anche quest'anno seguono il cattivo esempio dei governi precedenti e non tengono conto dei costi standard. Anche da questi 2 ulteriori esiti negativi delle trattative, che cosa impariamo? Io almeno imparo appunto che le resistenze dei governi nazionali, ahimè di ogni colore, uno può dire un po' di più, un po' di meno, ma di ogni colore, sono nei fatti negative rispetto alla richiesta di una regione e di questa regione di avere più competenze. Che cosa devono fare allora oggi i lombardi? Perché questa è la domanda di fronte alla quale siamo tutti noi. Sono
gli amici e colleghi nel Consiglio regionale, loro innanzitutto, ma certamente io mi sento coinvolto, non soltanto per il legame specialissimo che ho con la Regione Lombardia, ma anche perché essendo un parlamentare dello Stato mi sento coinvolto. Allora anche qui ci tengo a sottolineare, dal punto di vista personale e del mio convincimento politico, sono assolutamente concorde con il fatto che la Lombardia ancora una volta chieda di vedere un riconoscimento per la propria specialità nei fatti che si traduca in qualche norma. In sostanza, se il referendum sarà indetto, è chiaro che andrò a votare e voterò sì. Però aspettate, vi ringrazio dell'applauso che evidentemente fa sempre piacere, ma la domanda alla quale vorrei cercare di portare un contributo è questo il modo migliore per arrivare veramente all'obiettivo? Perché uno che fa politica, prima di coinvolgere il suo popolo in una battaglia, deve anche realisticamente dirsi: ma io sto portando il mio popolo verso una possibile vittoria o lo porto a combattere per poi consegnarlo ad una delusione? Perché il pericolo che io intravedo e che vorrei scongiurare è che noi portiamo ad una grande mobilitazione la nostra gente, coinvolgiamo magari, qui parlo come uomo che è in maggioranza, i miei amici sono in maggioranza a sostegno del governo regionale, coinvolgiamo magari una parte dell'opposizione e poi però non vinciamo la battaglia a livello nazionale. Questa è la domanda che io credo e mi auguro e sono convinto gli amici in Consiglio regionale affronteranno e cercheranno di portare una risposta. Perché vedete, il problema non è aver paura di cambiare la Costituzione, non è che noi ci fermiamo, la Costituzione dice di no, certo fino adesso ci hanno detto di no, però noi la Costituzione vogliamo cambiarla e non riteniamo che sia una bestemmia dire che vogliamo cambiare la Costituzione, vogliamo cambiare la Costituzione e non è una bestemmia dire che vogliamo cambiarla. Il Parlamento la sta cambiando sul Senato, la può cambiare anche, salutiamo Maria Stella Gelmini, Benvenuta. Allora, il problema è appunto qual è il modo migliore per arrivare a raggiungere l'obiettivo. L'obiettivo qual è? È quello, secondo me sono due gli obiettivi: avere più autonomia per la Regione Lombardia, quindi che la Regione Lombardia possa decidere sulla base di proprie leggi e non più sulla base di leggi statali in alcune materie supplementari. Secondo, ridurre quella differenza abissale tra le tasse che i cittadini lombardi pagano e il ritorno che lo Stato ci dà. Quindi dobbiamo ottenere un risultato in termini di autonomia e un risultato in termini di danè, di soldi che le amministrazioni regionali e locali abbiano a disposizione per poter fare quello. Ecco, vi dico sinteticamente perché voglio essere breve. Io credo che la strada di chiedere di diventare la sesta regione a statuto speciale sia fortemente ostruita. Non credo che sia per quella via che noi possiamo pensare, facendo questo quarto tentativo, di ottenere risultato. Credo che invece, poiché stiamo cambiando la Costituzione, noi potremmo impegnarci a lavorare, innanzitutto noi lombardi, consiglieri regionali e parlamentari, per modificare la Costituzione anche nei termini di attribuzione dei poteri alle regioni. Io qui vedo due strade. La prima strada, siamo in tempi di spending review, bisogna spendere di meno per le amministrazioni, anche le regioni devono spendere di meno, ma signori, io ritengo che bisogna risparmiare sulla struttura delle regioni, non sui servizi che le regioni diano. Allora cambiamo la Costituzione, superando l'attuale ripartizione in 21 regioni italiane, facciamo finalmente le macro regioni, che è l'obiettivo serio che noi vogliamo realizzare. 3 macro regioni, 4, 5, non di più. 3, come diceva non soltanto il vecchio Miglio, ma dicevano anche altri studiosi di diverso orientamento. Riduciamo i costi dell'amministrazione e manteniamo tutti i soldi che abbiamo
per la gestione dei servizi. Quindi istituzione delle macro regioni, secondo, anche se può apparire un obiettivo non federalista, ma il federalismo deve essere sempre commisurato alla situazione oggettiva del Paese. Togliamo lo statuto speciale a queste 5 regioni perché non ci sono più motivi storici per concedere dei privilegi, perché oggi sono diventati dei veri e propri privilegi, a 5 regioni confinanti. Quando quello statuto di privilegio fu dato, la Sicilia minacciava di diventare il 53esimo Stato degli Stati Uniti d'America, e il Trentino Alto Adige, si potrebbe anche, ma è che oggi gli Stati Uniti non la vogliono più, attenzione che oggi non la vogliono più. Il Trentino Alto Adige minacciava di ritornare all'Austria, la Val d'Aosta minacciava di tornare alla Francia, il Friuli Venezia Giulia minacciava non so che cosa, la Sardegna idem. Allora, la vostra reazione dice, mi sta dando ragione, non ci sono più le condizioni per dare lo statuto speciale, un mucchio di soldi, alla Sicilia, alla Sardegna, al Trentino, al Friuli, alla Val d'Aosta. Sono soldi risparmiati dallo Stato che potranno essere divisi pro quota tra le altre regioni e tornare indietro un po' di soldi ai contribuenti lombardi che pagano e non vengono mai ripagati. Questa è la proposta sulla quale mi auguro che gli amici del Consiglio regionale possano riflettere, perché ripeto, la Lombardia merita più autonomia e più soldi. Questa è una via che secondo me può essere vincitrice. Grazie dell'attenzione.